È morto a 74 anni Carlo Benetton, il più giovane dei 4 fratelli che fondarono l'omonima azienda d'abbigliamento. 6 mesi fa era stato colpito da una grave malattia, il cordoglio degli industriali e del mondo istituzionale. Fanno discutere le parole dell'imprenditore che ha scritto alle scuole chiedendo di non mandare più stagisti. I comitati dei genitori: criticare non serve, ma il sistema va migliorato. Esattamente un mese fa la vittoria di Mario Conte, il ritorno della Lega a Casugana, bilancio dei primi 30 giorni, continueremo il giro di vite per rendere la città più sicura. Nel frattempo il collega di partito e il collega sindaco Dal Zilio lancia la sfida proprio a Conte sul fronte dei troppi voli radenti sui tetti di Quinto. Parte delle rotte deve essere deviata su Treviso. Provoca un incidente nel veneziano e scappa, caccia al pirata della strada a bordo di una Panda, tra i feriti 4 trevigiani. Attimi di tensione ieri sera a Mogliano per una tentata truffa ai danni del titolare di un negozio, ma i 2 malviventi, un uomo e una donna, vengono messi in fuga dallo stesso commerciante e da un esercente vicino. Allarme lupi sull'altopiano, il grappa con pecore e mucche sbranate. A Venezia la firma del protocollo per arginare la situazione. Gli allevatori premono per l'abbattimento degli animali. Un compleanno speciale festeggiato oggi a Castelfranco, nonna Amabile Giacomazzi che ha compiuto 108 anni, è la seconda donna più longeva della Marca. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Lutto nel mondo dell'imprenditoria trevigiana e italiana. È morto all'età di 74 anni Carlo Benetton, fondatore assieme ai fratelli dell'omonima azienda di abbigliamento. Sentiamo. Dei 4 fratelli era il più giovane e forse quello che sotto i riflettori c'è stato di meno, ma se i maglioncini colorati da Ponzano sono riusciti ad imporsi in tutto il mondo è stato anche per merito suo. Carlo Benetton, classe 1943, si è spento nelle scorse ore, a 74 anni, portato via da un male incurabile che l'aveva colpito qualche mese fa. Assieme a Luciano, Giuliana e Gilberto fondò nel 1965 il marchio di abbigliamento diventato nel giro di pochi anni leader su scala mondiale. Carlo Benetton si era occupato in particolare delle materie prime necessarie all'attività tessile, seguendo le vaste tenute del gruppo in Argentina. Con il successo del marchio nella moda arriva anche l'espansione del gruppo in altri settori, come l'agricoltura, ed è lui ad occuparsene. Da una ventina d'anni a questa parte, infatti, era presidente dell'azienda agricola Maccarese nel Lazio, una delle più grandi d'Italia per estensione, produzione di seminativi e allevamento di mucche da latte. Ex patrimonio pubblico, era stata acquistata e ristrutturata nel 1998 da Edizione, holding del gruppo Benetton, nell'ambito del programma di privatizzazione avviato dal governo. In occasione dell'apertura di un laboratorio per l'analisi del latte, vicino Roma nel febbraio scorso, Carlo Benetton aveva fatto una delle sue ultime uscite pubbliche, parlando così a proposito dell'azienda. L'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo rimessa, diciamo non è mai finito, però l'abbiamo rimessa quasi a nuovo. I terreni sono tutti ben coltivati. Noi come natura vorremmo sempre svilupparci. Difatti penso che l'azienda non si è mai fermata in questi 15 anni da quando è stata comprata. Carlo Benetton, che viveva a Treviso, lascia 4 figli. E profondo cordoglio alla famiglia Benetton è stato espresso oggi da parte del mondo degli industriali e dal mondo istituzionale, gli industriali a partire da Matteo Zoppas, presidente di Confindustria del Veneto, che dice: siamo profondamente riconoscenti a lui che assieme ai suoi fratelli e ai suoi familiari, mentre portava un pezzo del nostro Veneto e della nostra Italia nel mondo, ha contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio, lasciando così un segno che resterà indelebile. E a Matteo Zoppas si aggiunge il cordoglio di Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana, presidente e vicepresidente vicario di Assindustria Veneto Centro, imprenditori Padova Treviso. Insieme a Giuliana, Luciano e Gilberto è stato l'artefice di una storia di impresa eccezionale nata a Treviso e affermatasi nel mondo. Sottolineano una storia industriale legata al territorio, diventata in pochi anni con creatività e serietà una delle espressioni migliori dell'industria italiana. L'esempio e l'eredità morale di Carlo Benetton ci danno la responsabilità di continuare, concludono, in questo impegno per il bene della nostra comunità e delle generazioni che verranno.
Ed ora torniamo a parlare di quell'imprenditore che ha scritto alle scuole trevigiane chiedendo che non gli vengano più mandati ragazzi per l'alternanza scuola-lavoro. Quasi unanime il commento che arriva da più parti. La collaborazione tra mondo della scuola e imprese è fondamentale, ma va migliorata. Sentiamo. Chiudere le aziende? Perché? Perché non c'è personale tecnico. Non usa giri di parole Nisio Lenzini, che con una lettera indirizzata alle scuole ha chiesto che non vengano più mandati nella sua azienda studenti per l'alternanza scuola-lavoro perché, ha scritto l'imprenditore, non sono sufficientemente preparati. Parole che hanno subito scatenato polemiche tra chi si schiera dalla parte di Lenzini e chi invece difende l'alternanza scuola-lavoro. Secondo il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano Sartora, la strada intrapresa è l'unica per poter offrire delle opportunità ai ragazzi e contemporaneamente dare risposte alle esigenze delle aziende sempre più bisognose di personale specializzato. Se vi sono difficoltà, dice Sartor, vanno superate, ma il rapporto scuola-impresa va rafforzato per far fronte al problema oggettivo che c'è oggi. Giovani che hanno percorsi formativi e sono disoccupati, imprese, soprattutto quelle della metalmeccanica, come il caso dell'impresa Lenzini, che sono in difficoltà enorme a trovare persone preparate e giovani che vanno a lavorare. La scuola nostra in Italia è stata un po' trascurata, oggi dobbiamo stimolarla e lo stimolo è nella collaborazione, non ci sono altre strade. Intanto sulla vicenda intervengono anche i presidenti dei comitati genitori degli istituti superiori di Treviso che a proposito di quanto affermato da Lenzini scrivono in una nota: dobbiamo dire innanzitutto che si tratta per fortuna di un'idea piuttosto isolata. La nostra esperienza dimostra che sono tanti gli imprenditori grandi e piccoli che hanno accolto migliaia di studenti trevigiani con disponibilità e voglia di contribuire alla loro formazione. Non crediamo, scrivono i genitori, che sia da denigrare un'iniziativa con presupposti idonei solo perché nei primi anni di svolgimento dimostra alcune pecche operative. Lavoriamo tutti, dicono i genitori, piuttosto per migliorarla. La politica cittadina, ora esattamente un mese fa, la vittoria di Mario Conte ed il ritorno della Lega a Casugana, bilancio dei primi 30 giorni del nuovo sindaco. Sentiamo. Conte sindaco! Conte sindaco! Conte sindaco! È notte fonda quando Mario Conte fa il suo ingresso in Piazza dei Signori, in mano la chiave azzurra della città di Treviso che era il simbolo della campagna elettorale. È passato esattamente un mese, 30 giorni, vissuti all'insegna di quell'impegno totalizzante che impone la guida del comune capoluogo. Sono stati 30 giorni molto intensi perché la squadra si è insediata, quindi gli assessori hanno anche preso coscienza dello stato di fatto dei lavori, delle attività, delle iniziative già in essere e abbiamo cominciato anche a dare le prime indicazioni sulla nostra linea guida. E l'azione più incisiva, continua il sindaco, di questo primo mese di governo della città è nel campo della sicurezza, cavallo di battaglia della campagna elettorale. I cittadini che mi fermano per strada si sentono già un po' più sicuri perché vedono maggiore presenza di polizia locale, hanno visto dei blitz legati allo spaccio della droga, all'accattonaggio e hanno visto maggiori pattuglie anche nei quartieri. Di certo il lavoro che attende la nuova giunta è impegnativo e lungo anche per prendere conoscenza di tutta la macchina amministrativa del comune che il sindaco Conte vuole riorganizzare a partire proprio dalla polizia locale. Anche perché dobbiamo far fronte al blocco delle assunzioni che purtroppo fa parte di un sistema Italia che ci impedisce talvolta di rimpinguare le forze che magari vanno in pensione. Fate conto che negli ultimi 10 anni abbiamo perso circa 20 agenti di polizia locale che sono andati in pensione, quindi noi dobbiamo riuscire a far fronte alle esigenze dei cittadini con la forza lavoro che abbiamo a disposizione. E tra le varie questioni calde per il neosindaco anche quella dell'aeroporto Canova che rischia di innescare una battaglia con il collega di partito Mauro D'Alzilio, sindaco di Quinto. Sentiamo. Noi abbiamo chiesto che i decolli avvengano anche su Treviso.
perché è inutile dire sviluppiamo l'aeroporto, tanto passa sugli altri. Partono da San Giuseppe, Treviso, ma appena si staccano dal suolo entrano nel cielo di Quinto. Gli aerei a volo radente sopra le case del comune, guidato dal sindaco del Carroccio Mauro D'Alzilio, rischiano di aprire una vera e propria guerra tra i due comuni, anche ora che al vertice di Cassugana c'è un leghista. Anche Conte, come del resto il suo predecessore Manildo, delle nuove rotte richieste da Quinto con sorvolo del capoluogo, non ne vuole infatti sentir parlare. Come D'Alzilio tutela i cittadini di Quinto, io devo tutelare l'economia e i cittadini di Treviso, quindi ci sono anche degli aspetti tecnici legati alle caratteristiche della pista che non consentono le partenze e i decolli verso Treviso. Capisco i disagi di Quinto, però credo che a fronte di una compensazione economica bisogna saper riuscire a convivere con questa realtà che è altrettanto importante per il nostro territorio. Ma della comprensione del collega, il primo cittadino di Quinto, poco importa. Dobbiamo provare sulla nostra pelle cosa vuol dire avere sorvoli dalla mattina alle 7 fino a volte anche l'1 di notte sopra i nostri tetti. L'argomento dell'aeroporto sicuramente non sarà motivo di discussione e anche se siamo dalla stessa parte vi garantisco che io manterrò la mia linea e se non mi seguono, come sono convinto succederà, io continuerò a far guerra anche con Treviso. Caccia ad un pirata della strada, la guida di una Panda che questa mattina ha provocato un incidente con 4 feriti a San Stino di Livenza lungo la strada metropolitana che porta a Caorle. Erano da poco passate le 9 quando una BMW con 3 persone di San Vendemiano a bordo viaggiava in direzione mare. All'altezza della zona industriale il conducente ha tentato il sorpasso di un'Opel condotta da una donna di Varese, trovandosi però una Fiat Panda che pare stesse svoltando a sinistra. Inevitabile l'incidente nel quale la BMW e la Opel sono volate nel fossato. Il conducente della Panda si è invece allontanato verso San Stino. Tutti e 4 i feriti sono stati portati in ospedale a Portogruaro. Si tratta di 4 giovani dell'Opitergino. Proseguono le indagini ora sui presunti maltrattamenti subiti da alcuni bambini in un campo scuola nel Trevigiano. Ora indaga la procura. Sentiamo. Sarà la procura a fare chiarezza su quanto accaduto al campo scuola organizzato dalla parrocchia del Santuario dell'Arcella di Padova sulle colline di Valdobbiadene nella prima settimana di luglio. I carabinieri hanno ascoltato la madre del 12enne al centro del caso e acquisito il referto del pronto soccorso di Campo San Piero, dove al bambino erano stati diagnosticati 4 giorni di prognosi per i colpi che, secondo quanto avrebbe dichiarato la madre, erano stati inferti da un animatore con la doga in legno di un letto al dorso e ad una gamba. I carabinieri intendono ascoltare anche i genitori degli altri 34 ragazzi e ragazze di prima e seconda media presenti al campo scuola. Secondo il racconto di alcuni di loro, i comportamenti non consentiti sarebbero stati puniti con una severità crescente, con castighi che spaziavano dal sequestro dei cellulari a colpi di bastone su gambe e schiena da parte degli animatori. Il gruppo di accompagnatori era composto da 9 animatori attorno ai 17 anni e da 5 adulti, tra cui un sacerdote della parrocchia e una suora. Il parroco del Santuario dell'Arcella, padre Nando Spimpolo, che ha tra l'altro già ricevuto la solidarietà di alcuni genitori, ha parlato di un evento circoscritto, assicurando che se qualcuno dovrà chiedere scusa lo farà e che comunque i fatti debbano essere riportati senza clamori al loro giusto valore. Attimi di tensione ieri sera a Mogliano per una tentata truffa ai danni del titolare di un negozio di frutta e verdura. Sentiamo che cosa è accaduto. È l'orario di chiusura in questo negozio di frutta e verdure in centro a Mogliano. I fratelli Facchin, titolari, stanno pulendo quando entra una coppia, lui sulla cinquantina, lei un po' più giovane, nordafricani, eleganti, di bell'aspetto, sembrano 2 clienti qualsiasi. In realtà sono là non per fare la spesa dell'ultimo minuto. Con fare molto confusionale hanno incominciato a domandare di cambiare soldi, dopo volevano una zucchina, dopo volevano cambiare dollari, dopo volevano cambiare euro, dopo e allora pian pianino ci hanno intortato e hanno incominciato a segnare i soldi che volevano cambiare fino a quando mi sono accorto che a un certo punto, quando mi toccava i soldi, teneva il pugno chiuso. A quel punto Enrico Facchin capisce che sta succedendo qualcosa di strano. Contato i soldi, ero sicuro per certo che mi mancava un pezzo da 50
e mi hanno cominciato a gridare loro, gridare noi, gridare loro, gridare noi. Per fortuna sono intervenuti ad aiutarci anche i macellai, fin quando alla fine insomma ci hanno restituito questi soldi. Sono 150 euro i soldi che nella confusione del momento l'uomo riesce a prelevare. Continuavo a dirgli tirate fuori i soldi, parlate in italiano, e fino a un certo punto questi soldi sono saltati fuori, insomma un po' gli sono caduti dalla tasca di lui. Alla fine i due desistono e se ne vanno a bordo di un'auto. Nel frattempo arrivano anche le forze dell'ordine. Un episodio non isolato, già accaduto in passato e che spinge ora i fratelli Facchina a rivedere le loro abitudini. Staremo più attenti, non cambieremo più soldi a una certa ora. Se viene gente così mi dispiace, non è razzismo, però se viene gente così a una certa ora mando via, non accetto più nessuno. Torniamo ora in centro a Treviso per parlare di commercio tra chiusure e nuove aperture e si ripropone anche la questione del caro affitti. Sentiamo. Piazzetta dei Lombardi, al momento privata dei due storici locali, punto di ritrovo di tanti trevigiani, giovani e meno giovani. Chiuso da qualche giorno il Tokai, da un po' di più il caffè Rialto, poco oltre serranda temporaneamente giù anche per la cioccolateria di Via Pola, come vetrine coperte da manifesti sul grande negozio d'abbigliamento rimasto vuoto in Via Barberia. Qui, come in altre zone del centro di Treviso, diverse attività riapriranno anche a breve con nuove gestioni nel fisiologico turnover. Altre invece faticano e, secondo gli addetti ai lavori, non è per una scarsa appetibilità del centro di Treviso, che anzi sembra ormai da parecchi mesi aver trovato nuovo smalto, ma per alcuni affitti rimasti ancora legati ad un tempo che non c'è più. I tempi sono cambiati, le logiche sono diverse, dobbiamo accettare, non dico affitti da fame, però affitti calibrati con i trend del momento, cioè il lavoro è quello che è, non è più il lavoro di una volta, sì che anche gli affitti devono adeguarsi alle nuove tendenze. Ma è l'intero mondo del commercio che è cambiato con gli anni della crisi, richiedendo anche ai proprietari di negozi di adeguarsi alla nuova situazione. Non c'è più un affitto al metro quadro, diciamo vai a sensazione, però diciamo che ad oggi un prezzo giusto di un negozio diciamo di 100-120 metri quadri va dai 3.000 ai 4.000 massimo, non deve superarli. Ci sono affitti ancora in 100 di 7, 8, 9.000, mi spiego, al mese per 100-120 metri quadri, sono irraggiungibili. Parliamo ora di vaccini perché anche in Veneto, come in tutta Italia, a partire da oggi, sulla base della specifica circolare emessa dai Ministeri della Salute e dell'Istruzione, i minorenni indicati negli appositi elenchi alle voci non in regola con gli obblighi vaccinali, non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento e non ha presentato formale richiesta di vaccinazione potranno essere ammessi alle lezioni delle scuole, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie se i genitori avranno presentato una dichiarazione sostitutiva che attesti l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall'anagrafe regionale, oppure se hanno presentato la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, purché sia stata presentata successivamente allo scorso 10 giugno. La circolare ministeriale evidenzia nelle indicazioni operative la differenza tra regioni e province autonome dove non è stata istituita un'anagrafe vaccinale e quelle tra le quali il Veneto, presso le quali l'anagrafe vaccinale informatizzata esiste, rendendo quindi possibile seguire una procedura semplificata. E continuiamo a parlare di sanità perché dopo il caos delle liste d'attesa e i disagi che si sono registrati in diversi distretti della nostra provincia per l'esecuzione dei prelievi di sangue, anche oggi lunghe code e problemi nell'area di Roncade e di Oderzo, l'ULSS corre ai ripari e annuncia la sostituzione di infermieri da formare. Sentiamo. Dopo le mattinate di passione registrate nei giorni scorsi nei distretti sanitari per i prelievi di sangue, in particolare di Mogliano, Ponzano e Castelfranco, con il caos di lunghe ore d'attesa a discapito soprattutto dei malati oncologici, insorge il sindacato. Inaccettabile che con il cambio d'appalto il nuovo personale sanitario preposto sia impreparato, dice. Il cambio di appalto ha fatto falle dappertutto.
Una cinquantina di persone ci hanno telefonato in questi giorni dicendo che il servizio non era di qualità, che avevano tempi di attesa più lunghi di quanto stabilito anche dalle normative che la stessa ULSS dà, mancavano gli infermieri professionali, ce n'erano di nuovi non opportunamente addestrati e poi tutti quelli che si sono giustamente arrabbiati hanno scaricato la loro rabbia sugli altri lavoratori che non avevano nessuna colpa. Ieri l'incontro dei vertici aziendali sanitari con il sindacato per aprire un tavolo di trattativa urgente, con l'ULSS immediatamente corsa ai ripari. È chiaro che cambiando chi va a gestire si possono creare questi disservizi che comunque io mi impegno, rientreranno tutti ovviamente utilizzando personale con esperienza, cosa che stiamo già facendo. Il nuovo personale in parte già sostituito e già affiancato da infermieri con comprovata esperienza, garantisce Benazzi. Perché si forma il personale, ma soprattutto perché si mette personale che ha competenza e che ha anzianità di servizio. È chiaro che abbiamo bisogno anche dei giovani, i giovani vanno formati lentamente, ma oggi nel sistema sono stati inseriti anche infermieri che hanno esperienza di prelievi, esperienza lavorativa. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco restate con noi, parleremo tra pochissimo dell'allarme lupi anche nella nostra provincia. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Allarme lupi anche sul Monte Grappa con pecore e mucche sbranate. A Venezia oggi la firma di un protocollo per arginare la situazione. Gli allevatori premono per l'abbattimento degli animali. Sentiamo. Siamo d'accordo su questo protocollo perché poi alla fine di questo protocollo l'obiettivo è quello di andare in deroga sulla normativa e poter contenere il lupo e, come ho ribadito prima, spero nel più breve tempo possibile. De Franceschi, presidente dell'Associazione Regionale Allevatori, non ci gira tanto intorno. Abbiamo firmato il protocollo con la Regione, firma avvenuta in giornata con i principali stakeholder della vicenda, perché vogliamo gli abbattimenti. Andare in deroga significa questo, perché senza le uccisioni sentite chi rischia. Perché le problematiche che ci sono negli allevatori sono enormi, i lupi continuano a crescere. No, è difficile perché di questo passo non vorrei rischiare che diventassero gli allevatori delle figure in via di estinzione. In Regione ne sono ben consapevoli, tanto che il consigliere regionale della Lega Finco ha proposto una legge gemella a quella del vicino Trentino Alto Adige, dove la settimana scorsa hanno dato il via libera agli abbattimenti, solo in casi limite. Scelta che ha però provocato la netta presa di posizione del ministro Costa, che ha già annunciato ricorso alla Corte Costituzionale. In questo contesto l'assessore Pan si muove con estrema prudenza. Elenca tutte le operazioni messe in campo, dai recinti elettrificati ai rimborsi del 100%, dai pastori maremmani agli incentivi per l'assunzione di guardie in carne e ossa. E poi accenna, ben attento a calibrare le parole, alla possibilità di un intervento più drastico. Abbiamo visto che in Europa e in Italia il numero è aumentato in maniera sproporzionata, si parla di migliaia di lupi presenti sia negli Appennini, nelle Alpi e a livello europeo, e quindi come tutti gli altri animali possa essere gestito nel numero, come fanno anche tanti altri stati europei per quanto riguarda ad esempio l'orso, per quanto riguarda il lupo. Sino a questo momento la Regione ha rincorso e in effetti i margini di manovra sono strettissimi. Seppur concrete, tutte le operazioni messe in campo sinora rischiano di diventare un palliativo. È necessario rivedere il piano nazionale e il Ministro ha già lasciato intendere che non vuole farlo. Però i numeri ci dicono altro. Nel corso del 2017 nel Veneto si sono registrati 163 eventi predatori da parte dei lupi, di cui sono stati vittime 357 capi. Per quanto riguarda l'anno 2018, alla data del 30 giugno sono già 43 gli eventi predatori denunciati dagli allevatori veneti. Il governo pensi bene al da farsi e la Regione abbia il coraggio di portare avanti quegli obiettivi e le linee che sono dettate da chi vive e lavora in montagna. Ecco, vandali a Spresiano e degrado sul Piave, verranno installate 29 nuove telecamere. Sentiamo.
Se ne parla da anni, finalmente il progetto di installazione della videosorveglianza sul Piave a Spresiano diventerà realtà. Lotta serrata dunque ad ecovandali e degrado e a tutti coloro che hanno preso il greto del fiume sacro alla patria per una pattumiera o un'alcova clandestina. Il progetto di videosorveglianza è stato approvato dal Consiglio Comunale e prevede la prossima installazione di 29 telecamere a cominciare dal Parco delle Grave, occhi elettronici che andranno ad aggiungersi ai 21 già presenti, consentendo un controllo capillare del fiume 24 ore su 24. Il progetto, del costo di 185.000 euro, verrà attuato dal Comune di Spresiano in collaborazione con Contarina. Il nuovo sistema di videosorveglianza consentirà di contrastare il fenomeno purtroppo sempre più diffuso dell'abbandono selvaggio di rifiuti nella golena del Piave, così come quello di chi, specie nei fine settimana d'estate, imbratta le aree da picnic. Altro motivo di degrado è quello poi legato alla prostituzione che con l'arrivo della bella stagione ha nuovamente preso piede in alcuni accessi dell'area golenale. Ed ora un compleanno speciale, quello che ha festeggiato oggi nonna Amabile Giacomazzi, che pensate ha compiuto 108 anni. Per pochi mesi è la seconda più vecchia della provincia di Treviso. Vediamo. Con le candeline, i fiori e poi amici e parenti. Non manca nulla nel centro Sartor di Castelfranco e non può essere altrimenti, perché il traguardo tagliato da Amabile Giacomazzi è uno di quelli speciali che vanno festeggiati. Classe 1910, nonna Amabile ha vissuto 2 guerre mondiali, ha visto il mondo intorno a lei cambiare. È lei stessa a rivelarci il segreto della sua longevità, oltre a non aver mai assunto medicinali. Ho sempre lavorato in servizio a bambinaia. Gli occhi e il cuore di Amabile Giacomazzi racchiudono esperienze importanti che lei ha tramandato negli anni ai 6 figli, a nipoti e pronipoti, come quando da bambina accudiva i figli di una famiglia benestante. Hanno fatto fare la babysitter di bambini che avevano la stessa età, quindi lei con loro ha imparato a leggere e a scrivere. A 24 anni si sposa, poi nascono i primi 3 figli, ma arriva la seconda guerra mondiale. Per Amabile sono anni difficili quando il marito si trasferisce in Germania per lavoro, ma a causa dello scoppio del conflitto non gli è possibile rientrare in patria. C'era mio papà prigioniero in Germania e che lei è rimasta 3-4 anni da sola con 3 figli allora. Oggi intorno a nonna Amabile i figli e gli amici della casa di riposo dove lei stessa a 100 anni ha deciso contro il parere dei familiari di trasferirsi per non essere loro di peso. Nonostante il passare del tempo rimane ancora vivo il suo carattere forte. È molto difficile arrivare così con lo spirito che ha la mamma, perché è ancora uno spirito combattivo. Alla fine il ricordo della nuora, il primo giorno in cui incontrò quella che sarebbe diventata sua suocera. Il primo giorno ha detto di chiamarmi mamma perché so come una fiora parea. E mamma lo chiamava. Sono emozionata molto. E tanti auguri allora a nonna Amabile per questo importante traguardo. Diamo ora un'occhiata alla programmazione per questa sera. Subito dopo il TG torna 20:10, si parlerà di politica. A Treviso ospite il vice sindaco Andrea De Checchi. E poi c'è un altro appuntamento importante dalle 21:15 questa sera su Antenna 3, perché andrà in onda la prima puntata del nuovo programma Diversamente Veneto, condotto da Jesus Gomes, l'imprenditrice brasiliana veneta d'adozione che ha girato a piedi tutta la nostra regione. Nel corso della trasmissione, che andrà in onda a partire da stasera ogni martedì in prima serata, racconterà questa sua esperienza, le emozioni vissute, le persone conosciute tappa dopo tappa. Accanto a lei in ogni puntata un ospite diverso, un Veneto Doc che racconterà il territorio della nostra regione da un punto di vista storico. Appuntamento dunque questa sera alle 21:15 con Diversamente Veneto. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. Uno sguardo in chiusura come sempre al meteo. Arrivederci.
General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 11 luglio. Sul Veneto condizioni di tempo molto instabile. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque. Fenomeni in lieve attenuazione entro la nottata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà piuttosto perturbato con temporali frequenti, localmente anche di moderata intensità, lieve miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Del tutto simile la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sono attese precipitazioni diffuse sin dal mattino con fenomeni localmente anche di moderata intensità. Fenomeni in attenuazione tuttavia col passare delle ore. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 29 gradi circa. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.